Signore e signori, amici di Talk Conrad, un cordiale benvenuto da Corrado Parlati. Siamo in compagnia di Luca Persico in arte Zulu. Buonasera Luca. Buonasera. Allora Luca, le parole sono armate e gli intenti sono chiari. Come nasce ridire parole a fare male? Nasce da una fortuita occasione che ho avuto di rileggere le mie parole. Sai, dopo 30 anni passati a cercare anche di renderle più efficaci, più potenti, più forti, di farle arrivare in maniera più decisa, più emozionante, aggiungendo il beat, aggiungendo la forma canzone, un arrangiamento. Certo. Questo è stato fondamentalmente quello che ho fatto. Dopo 30 anni, in un momento in cui era tutto fermo e sembrava anche non vedersi il modo in cui questa cosa sarebbe potuta mai ripartire come prima, e infatti insomma, in qualche maniera poi questo spettacolo si conclude con questa affermazione che niente sarà più come prima. Comunque ho avuto durante questo stop l'opportunità di fermarmi a rileggere le parole e ho scoperto allo scadere proprio del 30° anno della mia carriera che la potenza vera, la violenza di certe pause, di certi silenzi tra una parola e l'altra, che il beat mi impediva. Certo. Perché col beat tu devi seguire il beat, non ti puoi fermare a un certo punto perché una parola in quel momento va sottolineata con un silenzio. Certo. Ecco, quindi ho scoperto diciamo, questa cosa, il potere della mia parola senza il beat. Dopo 30 anni evidentemente di un po' di sfiducia che io avevo dato alla mia parola. E comunque, o forse semplicemente dovevano passare questi 30 anni perché io maturassi anche questa voglia, perché poi non è solo la parola ma è anche il modo in cui uno la pronuncia la parola, ed è qua che poi è entrato in gioco Pino quando si è reso conto che è là che lui si è reso conto che c'era del teatro in quello che io stavo facendo. Certo. Se ne è reso conto ovviamente prima di me, perché io ancora ora mi sento un po' fuori casa, e questa cosa però mi piace veramente tanto, perché dopo 30 anni era il modo di mettersi in gioco, esatto, una cosa nuova. Esatto, è un modo anche per fare questo. E quindi niente, tutto è nato da questo. E poi un po' di considerazioni, la prima delle quali è che sono passati 30 anni e che quindi si potevano fare 3 atti, uno per decennio, e poi andando a vedere poi tecnicamente le mie scritture in quei decenni, dividendole per decenni, mi sono reso conto che in effetti ogni 10 anni cambiava qualcosa nella cifra proprio stilistica delle parole, sì. nel modo in cui quell'inquietudine di fondo che c'è sempre stata si esprimeva, e man mano che i decenni passavano si pigliava sempre più spazio e più conferenza, come si dice a Napoli. Certo. E quindi ho pensato di raccontare questo, oltre che non ecco un mero racconto di 30 anni, che poi mero non è, però anche insomma la storia di un'inquietudine, la storia di una generazione, forse anche in qualche modo, perché poi i riscontri che ho avuto finora dalle persone che hanno avuto modo di interagire con noi in questa cosa sono sempre stati legati ai loro ricordi personali. Quasi nessuno mi viene a parlare dei passaggi dello spettacolo, ma mi viene a parlare di quello che lui ha vissuto, ai pensieri che gli sono passati per la testa molteplici, e quanto questo spettacolo gli abbia dato una mano anche a mettere in fila delle cose, non lo so. Questo comunque è Poi facendo questo viaggio, quindi provando a trovare il modo anche più efficace per raccontare sia la storia dell'inquietudine che la storia dei 30 anni, ci siamo resi conto che in realtà stavamo anche cercando un territorio all'interno del quale riuscire a far esprimere sia questa parte di questa cosa che è teatro, sia quell'altra parte che è reading, che è poesia quindi, e quell'altra che è proprio musica. E questo il tutto avviene davanti al pubblico, insomma, perché lo spettacolo praticamente racconta di noi che siamo alla ricerca di questa cosa. Tutto, come si chiama, metateatro. Esatto, esatto. A me pure a Napoli mi chiamano Zulu, arrivai con un barcone nell'area nord, mezzo Gesù, terrone di merda sulla pancia, il mio tattoo, lo porto con orgoglio questo nome, sangue blu. Proviamo a fare un po' un viaggio in questi 30 anni. Parto da una citazione. A me pure a Napoli mi chiamano Zulu, arrivai all'area nord, mezzo Gesù. Se dovessi raccontarmi un po' la storia di quel ragazzino che arriva dalla provincia al liceo genovese e si avvicina poi ai movimenti collettivi, com'è nata?
È nata proprio così, sono arrivato dalla provincia, sono quindi rimasto profondamente colpito dalla metropoli e dalla presenza di collettivi studenteschi, di organizzazioni politiche all'interno della scuola. Nel mio paesino non c'era. E quindi subito io mi ricordo che avevo l'opportunità di scegliere se farmela con gli anarchici, con quelli del PC, quindi i figlicciotti, o con i demoproletari, e poi sapevo che esistevano anche gli autonomi, ma a scuola mia non c'erano, voglio dire, c'era una scelta, e stiamo parlando solo di sinistra, diciamo, ed estrema sinistra. Poi c'era anche l'opportunità di iscrivermi al FUAN, ma non mi ha mai interessato quella roba là, neanche quando ero proprio piccolo, anzi. Quindi niente, feci la mia scelta e mi collocai a Democrazia Proletaria, che tra le cose che avevo a disposizione nella scuola era quella più a sinistra, diciamo, che più a sinistra di loro. Sì, forse c'erano gli anarchici che però in qualche maniera io includevo nella scelta di Democrazia Proletaria, perché mi colpiva il fatto che era un partito che si metteva un po' come poi dopo, anni dopo, ha provato a fare anche la rifondazione comunista, si metteva in una condizione quasi anche di subalternità con i movimenti, ma comunque di dialogo con i movimenti. Comunque si lasciava che i movimenti utilizzassero i suoi spazi, le sue fotocopiatrici, i suoi ciclostili per fare quello che volevano senza dover passare per nessun comitato centrale. Quindi mi piaceva, il mio partito era un po' anarchico e quindi io mi considero ancora oggi comunque un comunista libertario. Sotto Stalin non sarei durato 5 minuti. E quindi insomma tutto è iniziato così. E poi sin dai primi momenti, forse anche perché nella sede di Democrazia Proletaria a Napoli, che era nel quartiere Stella, ospitavamo in una delle stanze della sede napoletana di Radio Città Futuro. E il Radio Città Futura, in cambio dell'ospitalità, offriva ai militanti di Democrazia Proletaria il telegiornale, la gestione del telegiornale e un paio d'ore pomeridiane alla settimana. E questo paio d'ore pomeridiane alla settimana furono date agli studenti medi di Democrazia Proletaria, quindi a me, perché ero solo io lo studente medio di Democrazia Proletaria, che li utilizzai per fare questa trasmissione radiofonica che si chiamava Ciubango, in cui io provavo a mandare, stiamo parlando del pieno degli anni '80, quindi o Claudio Cecchetto o i cantautori, basta. Sì. Io provavo a mandare i Led Zeppelin, i Pink Floyd, anche un po' di roba contemporanea, Metallica, insomma, tutto quello che mi colpiva. E a raccontare, provavo a tradurre i testi, insomma, avevo iniziato a fare quello che poi sarebbe diventato la 99, essere il cantante della 99 Cose. Insomma, una cosa a metà tra la controinformazione e la denuncia, utilizzando la musica assai per rendere tutto questo meno pesante, più appetibile, più vicino. Poi piano piano sono successe cose, perché poi ho incontrato finalmente gli autonomi durante la Pantera e là è cambiato tutto, abbiamo incominciato a praticare le occupazioni e quindi siamo entrati in contatto con questo mondo in cui da alcuni mesi prima di noi, forse massimo un anno e mezzo, erano incominciate a spuntare queste posse. C'erano 2 o 3 delle quali sono per noi i cattivi maestri. Una era l'Onda Rossa Posse, che era la Posse di Radio Onda Rossa di Roma, l'altra era l'Isola Posse, che era la Posse dell'Isola nel Cantiere di Bologna, e poi c'erano i Sud Sound System, che non erano una posse, ma erano però tra questi il gruppo di meridionali che cantavano in dialetto. Noi fummo colpiti un po' da tutte e 3 queste cose, dallo stile dei bolognesi, dai contenuti dei romani e dal dialetto e anche dai contenuti, devo dire, dei Sud Sound System. Naturalmente anche dai contenuti dei bolognesi, però sai, erano piccole sfumature. Come no? E quindi niente, abbiamo cercato di mettere insieme queste 3 cose, senza però avere un'internità in quella cultura. Il mio DJ veniva dalla psichedelia, il bassista veniva dal hardcore punk e io ero metallaro proprio, sai, capelli lunghi, collane, jeans stracciati, però magliette di Bob Marley, quindi ero già, hai capito, un metallaro trasversale, diciamo. Un provocatore più che un metallaro, mi sono sempre definito.
E quindi, insomma, venendo da questi tre mondi diversi e provando ad approcciare a una cosa che ci aveva colpiti a tutti e tre per differenti motivi, ma che non conoscevamo a fondo, che l'abbiamo fatta nostra praticandola, ci siamo conquistati da un lato il fatto di essere unici in un momento in cui erano veramente migliaia i ragazzi che si buttavano in questa avventura, e dall'altro però anche il controaltare di essere un po' schifati quasi da tutti, perché dicevano ma chi cazzo sì, ma da dove veni? Ma questo non è hip hop. In tanti ancora oggi ci dicono come se fosse una colpa che quello che facciamo non è hip hop. Secondo me non è una colpa, anche perché l'hip hop ha avuto un bel ruolo. Sì. Però ecco, se avessi voluto fare l'hip hop sarei stato, che ne so, una scimmietta che vuole imitare qualcuno. Insomma. E invece la forza dei 99 è proprio quella di aver avuto un suo sound, delle sue cose da dire, delle sue idee. E abbiamo utilizzato un po' di robe che ci hanno colpito, che abbiamo trovato efficaci, che ci hanno mosso delle corde. Poi non a caso in quel periodo un sacco di gente dell'hardcore è passata all'hip hop, ha incontrato l'hip hop, per dire uno dei mostri sacri dell'hip hop che nessuno gli può dire niente. Neffa, certo. Era il batterista dei Negazione, che sono stati uno dei primi gruppi hardcore italiani, quindi è come lui tanti, insomma, c'era il crossover, gruppi come i Red Hot Chili Peppers, era roba metal, funk, era roba metal che incontrava il funk, quindi la musica nera, e quindi è quello il periodo, tra la fine degli anni 80 e la prima metà degli anni 90, che queste due macro sottoculture si sono incontrate creando uno scompiglio. Nelle tue canzoni, nei tuoi testi, uno dei ruoli fondamentali è anche quello della periferia. Penso a Napoli, 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 penso a University of Secondigliano, venendo nella fase più recente dei 99 in feat con Clementino. Quanto è cambiata la periferia oggi rispetto a quella che viveva Luca Persico o Zulu negli anni 90, quando era un ventenne? Credo molto poco, diciamo, dal punto di vista dello sviluppo come lo intendevo io. Credo che invece come lo intende il mercato è cambiata parecchio, insomma, almeno Giuliano, il posto dove sono cresciuto io, sembra in alcuni punti New York, ma non c'è l'università, non ci sono teatri, non c'è tutto quello che non c'era prima e che la rende una periferia culturale, perché si è periferie non per motivi geografici di solito. Prima, venendo qui al Nest, riascoltavo una delle vostre canzoni più belle, secondo me, Sfumature. E, c'è il bianco, il nero e mille sfumature. In un periodo storico in cui a volte si cerca di appiattire la diversità, si segue l'omologazione, se pensi a quel testo, che riflessioni ti lascia? Quasi tutti i testi a cui penso, e questo spettacolo in qualche maniera ne è la testimonianza, li trovo veramente molto attuali. In alcuni casi, come in quello, mi domando quale fosse il demone che si era impossessato di me, perché sono parole che mi sorprendono anche, mi sorprende il fatto di averle scritte io in alcuni casi, quando sono pezzi che non ascolto più da tempo, che non canto più da tempo, come per esempio Sfumature. Per me non è però un motivo né di avanto né di tristezza, è una cosa che ho sempre trovato naturale, quindi non è che pensavo di predire il futuro, però di fatto credo che il segreto sia la motivazione, più che il segreto della longevità dei nostri pezzi è semplicemente che le aree marginali e borderline avvertono tutti i cambiamenti importanti che la società avvertirà 30 anni dopo, subito, perché sono quelli che a ogni cambiamento ci perdono subito tantissimo e se ne accorgono ben presto, per cui in qualche maniera è come se avessimo fatto la palestra delle ingiustizie già in epoca prescolare, e quindi tutte le ingiustizie che poi sono arrivate in qualche maniera tu le trovavi già denunciate nei nostri testi, perché le abbiamo vissute semplicemente prima della maggior parte della popolazione.
Questo sia come soggetti borderline, ma anche come al sud, insomma, nel mezzogiorno d'Italia non c'è neanche bisogno di essere soggetto borderline, puoi essere pure un avvocato, ma comunque sai bene che significa vivere in crisi, lo sai sicuramente molto meglio di uno svizzero, di un austriaco, di un tedesco. Dice report ma non chiama mariccia, dice report ma non chiama mariccia, perché non dobbiamo avere ne mola ma festeggiare. Dice report ma non chiama mariccia, dice report ma non chiama mariccia, dice report ma non chiama mariccia, perché non bello dobbiamo avere ne mola ma festeggiare. Arrivando quindi in conclusione, 2001, in Medina di Pino Daniele è contenuta in Vivo Re. Che ricordi hai del tuo incontro con Pino? Il più bello è stato il 1° maggio, perché noi avevamo chiuso col 1° maggio, perché ci eravamo andati 2 volte e tutte e 2 volte avevamo fatto bordello con la CGIL, per cui ce l'avevano giurato, avevano detto voi qua non mettete più piede, perché noi andavamo apposta per rompere le scatole agli organizzatori fondamentalmente. E se ne erano accorti. La seconda volta per poco non siamo riusciti a fare staccare il generatore, perché eravamo d'accordo con dei compagni per fare questa azione eclatante proprio durante il nostro spezzone di concerto. Doveva succedere una cosa, che si staccava praticamente la diretta e sul palco compariva uno striscione. Non era contro il sindacato, ma era a favore, non mi ricordo di quale battaglia nostra, che il sindacato assolutamente non appoggiava. Non condivideva. E comunque la cosa non riuscì, però comunque riuscimmo a fare un intervento molto duro su questa cosa e la cosa finì che basta, non ci venite più. E Pino Daniele ci ha riportati nel 2001, proprio quando è uscito Medina, perché il 1° maggio nel frattempo insomma era diventato un po', usiamo un linguaggio pulito, molto legati alle dinamiche delle case discografiche, forse un po' più legati alle dinamiche delle case discografiche che a quelle dei movimenti o dei soggetti, insomma, del mondo del lavoro che loro dovrebbero rappresentare. Quindi loro ogni anno che fanno? Indicano il tema e poi vanno a guardare la classifica. Quelli che sono usciti, che si portano o che la casa discografica gli spinge, loro li prendono e li mettono là con questo tema. E poi chi decide di dire una parola, chi decide di non dire nemmeno quella, questo è un altro discorso. Sì. Ecco, quell'anno là c'era Medina, c'era Pino Daniele col singolo fuori e non si poteva non chiamare Pino Daniele e quindi l'hanno chiamato. E Pino Daniele gli ha risposto: no, ma io sono un chitarrista di 99 posti, senza la band che venga a fare, devo venire per forza solo con la band. Praticamente li ha ricattati e siamo ritornati al C'era anche un bellissimo fuori onda in cui lo dice, un'intervista, dice io sono il chitarrista dei 99, mi hanno preso in prova, vediamo se dopo stasera andrà bene. Luca, è stato un onore di percorrere questi 30 anni e ti faccio in bocca al lupo per lo spettacolo. E viva il lupo! E penso al 12 dicembre 69, allo stato delle stragi, allo stato delle trame, e non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli sbirri infiltrati. Il sole splende forte a piazza Plebiscito, le sirene in cellulare, sono mezzo tramortito. A Roberta il mio pensiero non t'ho neanche salutato, schedato, picchiato, insultato e provocato. E mentre sono in una piazza circondato dalla gente, sento dentro di me cosa deve essere niente. Mi assale prepotente, un assortante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore. Ma mi sfugge il suo corpo, è sfogato il suo sorriso, e vivo nel mio cuore. Ma l'hanno ucciso, in quest'Italia bastarda, di galere fritti misti dove sei uno di loro oppure tu semplicemente. Non esiste. Intanto il sole splende a piazza Plebiscito. Ma per me cala la notte, sono stato arrestato. L'incredulità, la rabbia, scotennato. I miei capelli, le mie cose, retaggio del passato. Retaggio del passato, arriva l'avvocato, sale presto liberato, riscontri il magistrato, l'arresto è confermato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito ed io rimango al buio scalpitando sbigottito. E ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e tornano alla mente i momenti più belli, le lotte con i compagni, con tutti i miei fratelli, ma loro chiudono quei fottuti cancelli. E io
Io odio perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa. Io odio perché è un fatto di appartenenza.